Buonasera da Leandro Maggi, buonasera da Porto Tolle, siamo con il sindaco e al sindaco chiediamo la situazione Covid in questo momento che almeno del nostro piccolo sondaggio sta colpendo duramente tutto il Basso Polesine. Buonasera Leandro, è sempre un piacere essere tuo ospite. Sì, naturalmente anche noi, così come gli altri comuni dell'ASL 5, ma direi anche di tutto il Veneto, siamo in questo momento colpiti in modo aggressivo, soprattutto penso dalla variante che in questo momento qua in fase percentuali sicuramente è uno dei primi fattori di rischio. Diciamo che ad oggi, proprio in questo momento, l'ultimo bollettino scaricato parla di 103 contagi nel comune di Porto Tolle. Di questi 103 fortunatamente abbiamo solo un'ospedalizzazione, lo ricordavo anche poco fa con i colleghi, rispetto allo scorso anno dove, se ricordi, anche noi come Porto Tolle siamo stati colpiti duramente. In questo periodo eravamo intorno ai 150 contagi, quindi diciamo che noi forse siamo anche meno colpiti dello scorso anno, dove tra l'altro nello scorso anno avevamo avuto un numero di decessi veramente importante. Quest'anno purtroppo qualche decesso l'abbiamo avuto, ma in forma minore. Sicuramente il numero però di positivi si è alzato notevolmente negli ultimi 4-5 giorni. Ecco, tra le parti più deboli l'RSA, i nostri anziani, sappiamo che avete un RSA di nuova costruzione importante, com'è la situazione? No, fortunatamente non abbiamo contagi per quanto riguarda gli ospiti dell'RSA, quindi per cui, almeno fino ad oggi fortunatamente abbiamo avuto un operatore che so che era stato trovato positivo ed era subito in isolamento, hanno fatto tutte le procedure dei tamponi. Al momento per quanto riguarda gli ospiti fortunatamente non abbiamo nessuno, abbiamo un'età media molto più giovane rispetto allo scorso anno, perché i dati, noi abbiamo il mio ufficio di staff che segue continuamente chiamando anche a casa tutti i contagiati, quindi abbiamo anche un ritorno per quanto riguarda sia i sintomi che naturalmente le fasce d'età. Abbiamo una fascia d'età molto più giovane che è stata colpita rispetto allo scorso anno. Ecco, però ci diceva che fortunatamente i sintomi sono più lievi rispetto all'altra ondata. Sì, direi che soprattutto per quanto riguarda la sintomatologia, come ricordavi benissimo proprio pochi istanti fa, molti casi si parla effettivamente o di pochi linee di febbre o comunque di sintomi molto più lievi dello scorso anno, pur naturalmente rimanendo cauti e con le giuste attenzioni. Diciamo che la questione rimane comunque al momento circoscritta con una situazione molto più lieve. Fortunatamente, e credo che questo sia l'ennesimo invito che andiamo a fare, sicuramente i vaccini aiutano e parecchio, soprattutto le condizioni di salute e di non aggravarsi, perché se è pur vero che ci si contagia anche da vaccinati, e questo ricordo che è normalissimo, è anche vero che i sintomi sono veramente diversi da non essere vaccinati.